Buonasera. Questa sera avrei voluto soffermarmi sui fatti di Lampedusa e ciò che sta dietro a questi drammi, ma la par condicio mi impedisce di nominare politici, dei nomi di politici, devo stare neutro, per cui vi parlerò del MOSE, di fatti che riguardano il MOSE. Il MOSE, acronimo che sta per Modulo Sperimentale Elettromeccanico, è un'opera in corso di realizzazione sulla laguna di Venezia. Consiste in un sistema integrato con delle pareti mobili a scomparsa a difesa di Venezia per bloccare il cosiddetto fenomeno dell'acqua alta in città. Ecco cosa scrive l'Espresso sull'opera avviata nel 2003 con il sistema di 79 dighe disposte alle tre bocche di porto del lido di Malamocco e di Chioggia. Nel 1987, secondo il progetto di Massima, doveva costare 1 miliardo e 600 milioni di euro. Qualche anno dopo il costo salì a 2 miliardi e 700 milioni. Poi, 2 anni fa, il costo definitivo era stato calcolato in 4 miliardi e 200 milioni e doveva rimanere immutabile. Ma il 18 novembre scorso il CIPE, il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, ha staccato un nuovo assegno di ben 1 miliardo e 225 milioni di euro e con quest'ultimo stanziamento siamo ormai all'iperbolica cifra di 5 miliardi e 496 milioni. Pensate, dentro quest'ultimo stanziamento sono calcolate anche i 199 milioni per pagare una procedura di infrazione all'Unione Europea per aver aperto, perché queste aziende avevano aperto i cantieri del MOSE senza le dovute autorizzazioni. Così il danno creato dal Consorzio Venezia Nuova è stato saldato dallo Stato. Già quando il conto totale era arrivato a 4 miliardi e 200 milioni, la Corte dei Conti aveva fatto dei rilievi pesanti sui costi, eppure il conto non è ancora chiuso, non esiste tuttora un piano esecutivo complessivo, si continua a stralci con aggiustamenti in itinere. La solita logica all'italiana, intanto cominciamo poi vedremo, tanto paga sempre il pantalone, ovvero noi contribuenti. Ma chi è questo Consorzio Venezia Nuova? È una società privata. Chi sono i soci di questa società? Sono tra le più grandi aziende di costruzione italiana. Essendo denaro pubblico, il Consorzio Venezia Nuova avrebbe dovuto appaltare i lavori con delle gare pubbliche. Così era stato imposto anche dalla Commissione Europea, la quale chiedeva che almeno il 45% dei lavori fosse segnato con delle gare d'appalto pubbliche. Non è stato così. In larga parte i lavori sono stati spartiti all'interno delle aziende stesse del consorzio. Solo una minimissima parte ha rispettato le condizioni europee. Pensate, di questa montagna di denaro pubblico solo 10 milioni di lavori sono stati messi a gara. Mi pare che tutta questa faccenda puzzi di conflitto di interessi in modo clamoroso. È facile immaginare che le ditte costruttrici aderenti al consorzio Venezia Nuova potrebbero, naturalmente, uso il condizionale, aver banchettato abbondantemente con i nostri soldi. A pensar male alle volte ci si azzecca. Arrivederci a mercoledì prossimo.